Tornano le giornate di raccolta del farmaco, 7 giorni per donare medicinali dal 4 al 10 febbraio. È la 25esima edizione promossa in tutta Italia dal Banco Farmaceutico. È un momento in cui è possibile per le persone che entrano in farmacia donare un farmaco a chi ne ha bisogno. È già, ripeto, quindi saranno dei volontari, soprattutto nella giornata di sabato 8, che chiedono ai cittadini di donare un farmaco spiegando anche dove vanno questi farmaci e a cosa servono. A ogni farmacia è associato un ente, non è che vengono messi tutti su un deposito, ma un ente ha fatto una convenzione con un banco farmaceutico dicendo quali sono i farmaci poi che gli servono, principalmente dividendoli per categoria, antipiretici, analgesici o altri, insomma. E la farmacia ha queste indicazioni, quindi raccoglie i farmaci in base alle esigenze dell'ente. 16 gli enti assegnatari dei farmaci che partecipano in provincia di Vicenza, in collaborazione con 49 farmacie, quelle che hanno aderito all'iniziativa da Iberici e l'Altopiano. I farmaci raccolti verranno destinati alle persone in difficoltà economiche, indigenti che non possono fare fronte alle spese mediche. Sì, esatto, perché in questo momento c'è un gran bisogno, spesso le persone rinunciano a curarsi, devono decidere meglio tra il curarsi e il mangiare. E quindi in questo momento, come anche riprendeva il Papa nel suo discorso a Giornata Mondiale dei Poveri, è giusto che ci sia questa solidarietà e questo fatto qua. Per cui in questo c'è questa possibilità, insomma, di aiutare queste persone.